Amici sportivi e amici del basket, siamo in quelli di Spilimbergo. Le immagini sono quelle del soffitto, non sono quelle della partita che arriverà fra brevissimo. Perché il soffitto? Perché appunto è un soffitto nuovo, meglio è controsoffittato. Avete visto la parte bianca assieme a quella parte blu e rossa. Ecco, in questa estate, come ci dice appunto l'amico dirigente dello Spilimbergo Chivilò, ci sono stati i lavori qui al Palazzetto dello Sport di Spilimbergo, abbassato, messo il controsoffitto per risparmio energetico in qualche maniera, così. Sì, buonasera a tutti. Sì, il comune ha fatto questi lavori che miglioreranno le prestazioni termiche del palazzetto, faranno spendere meno soldi e speriamo ci costi a meno noi utilizzarlo. Questo dunque è la novità per quanto riguarda la struttura. Per quanto riguarda il campionato invece è la seconda partita della Serie C Silver. Abbiamo seguite queste due squadre già nel Basket Day e siamo qui e salutiamo Romanin che ci sta passando appunto vicino, sempre dirigente del San Daniele. È quasi un derby, ma anche ci sono tanti derby, sono tutti derby qua nella Serie C Silver, insomma, ecco, ma questo forse è quello che è più intenso, o no? Anche che voi non lo conoscete da diversi anni, però peraltro. Ma nel passato comunque c'è stata abbastanza rivalità fra le due formazioni, molti sconti, qualche giocatore che ha giocato da noi come Ellero che per fortuna nostra è assente, come lo stesso Bortoluzzi. Qua poi a Spilimbergo voi oggi non avete Manzon, no? Non abbiamo Manzon, anche lui è ex di San Daniele, Campanotto, Gaspardo, cioè abbastanza giocatori che hanno militato in tutte e due le squadre. Sì, Spilimbergo sta rispondendo discretamente bene, direi, in questa prima partita di un campionato un po' di una serie più bassa rispetto a quello dello scorso anno. Sì, dobbiamo adeguarci al campionato. Nella prima partita abbiamo fatto un po' di fatica a prendere le misure, comunque abbiamo portato a casa i 2 punti e dobbiamo giocare alla pallacanestro di questo campionato e dovremmo adeguarci il prima possibile. E allora si va a cominciare insomma questa partita fra Spilimbergo in casacca bianca e il San Daniele in casacca nera con bordi arancioni. Dunque vediamo subito che in campo il tecnico di casa Enrico Musiello ha messo in campo il playmaker titolare, ossia Bagnarol. Poi abbiamo in possesso di palla c'era Gaspardo, questi è Passudetti numero 10, ancora Gaspardo che va al secondo tiro della partita e il secondo tiro va a bersaglio, quindi la prima realizzazione è la sua. Allora abbiamo detto appunto, poi c'è Bardini con il numero 4, mentre con il numero 7 abbiamo Marco De Simon. Gli arbitri dell'incontro sono Toffoli e Sellan della Gappa di Pordenone, dunque 2-0 in pronti via contro il San Daniele che presenta in tecnico Enrico Sinone, quindi anche qui tecnico nuovo sulla panchina del San Daniele, perché abbiamo già ricordato l'altra volta appunto c'era Sgoifo, adesso qui troviamo Sinone. Anche il San Daniele vinse 7 giorni fa la sua partita in quella di Gemona per il Basket Day. Ecco De Simon al tiro e sono pronti via, 4-0, non male. Meglio noi che loro. Abbiamo fatto 2 buoni arresti tiri, 2 tiri dentro l'area, uno di Thomas Gaspardo e uno di De Simon. Adesso buono raddoppio, infrazione di passi fischiata di Just, buono raddoppio, anzi la triplicazione della nostra difesa ha costretto a far passi. Guadagniamo un altro pallone per allungare ulteriormente. Allora sarà interessante vedere insomma la battaglia sportiva fra 2 pivot. Adesso c'è il terzo tiro quarto tiro della partita, il terzo che va a bersaglio, ossia Bagnarol, il capitano, che non si discute. No, ancora lui fa fatica a capire il campionato perché era abituato a giocare a categoria sopra, si sta adeguando da questo inizio e lui si sa le sue caratteristiche. Adesso fallo tattico di Pellarini che ferma il contropiede di Simon per fermare l'emorragia di 7-0 e Sinone vuole parlarci sopra. Mi pare giusto, sul 7-0 pronti via in 2 minuti è giusto parlarci sopra. Dopo 1 minuto e 50 ecco che si ritorna sul terreno di gioco
con le due squadre che vanno a prendersi posizione. In attacco il Vis Spilimbergo, in maglia bianca appunto De Simon avrà il pallone dal Sellan, l'arbitro ecco Passudetti. Andiamo in marcatura a uomo, quella del San Daniele. Passudetti tenta 1 contro Giust, chiude bene la difesa sandanielese, pallone per Gaspardo. Ecco, stavo appunto dicendo, bella sarà la lotta fra Gaspardo e Bellina, insomma due pivot di fisicità diverse. Sì. Primo canestro intanto dello San Daniele. E anche di talento diverso, perché il talento di Bellina sì, in questo campionato non ha sicuramente rivali. Adesso buon canestro di Bortoluzzi che sblocca il punteggio per San Daniele. E Passudetti che sbaglia un facile appoggio dopo un contatto dubbio con Di Giusto. Bortoluzzi dalla parte opposta, il tiro da 3 punti non va, il rimbalzo del playmaker di casa appunto Bagnariol, poi per De Simon, in 1 contro 1 ancora De Simon, poi quasi perde la maniglia, la riconquista, il pallone per Bardini, tiro da 3 punti e sono 3 punti di Bardini, giocatore dall'altra parte di Just e altri 2 punti. Dicevo, Bardini giocatore voluto dal nuovo tecnico vostro, no? Assolutamente sì, uno dei primi giocatori che ci ha chiesto di far arrivare a Spilimbergo è stato proprio Andrea, per le sue caratteristiche più di uomo che di giocatore, anche se come ha dimostrato adesso ci sta alla grande. Ci sta sì, prima opportunità sua c'è il canestro da 3 punti, dall'altra parte invece e comunque San Daniele risponde per le rime con questo canestro più tiro libero per Giust, 10-5 il punteggio acquisito dopo i primi 3 minuti di gioco di questa partita, valida per il secondo turno della Serie C Silver del Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallacanestro. Sbaglia da sotto Gaspardo e poi praticamente Giust, rimbalzo, attenzione, Pellarini, fallo tecnico ci pare, forse hanno anche ragione, diciamo. No, hanno sicuramente ragione, fallo impossibile da non fischiare di Thomas Gaspardo. Capitan Pellarini si prende le responsabilità, prende tecnico e ci sta perché era troppo grosso il fallo non fischiato a nostro favore, cioè fischiato a loro, situazione a nostro favore. In effetti questa è stata un errore, purtroppo un errore di due arbitri che per me non arbitrano assolutamente male, sono due buoni arbitri, Toffoli e Sellan, ma in questo caso effettivamente non hanno fatto la scelta, la decisione migliore. Poteva essere fischiato da ambe due, cioè sia l'arbitro di coda che quello di testa, però insomma. Devo fischiarlo anch'io da qua. Tu sei più alto, siamo più alti. Comunque si ritornerà a giocare dopo un tiro libero per lo Spilimbergo con De Simon e poi ci sarà la palla giocabile dallo Spilimbergo. Dato da 2 o il tiro di De Simon di prima, dato da 2 solo? Perché ha segnato un libero e siamo a 13. Anche questo è vero, sì. Perché prima no, ma era. A me sembrava clamorosamente da 3. No, eravamo 7-0. No, 10 sì, una bomba di come si chiama, di Bardini e poi bomba di De Simon mi sembrava. Ma... Sì. Più libero, quindi dovrebbe essere un punto in più, no? Forse gli è andato da 2, non so. Comunque siamo ancora in fase offensiva per il Vis Spilimbergo con Bardini che andrà a rimettere in gioco il pallone in attesa di asciugare peraltro il campo della squadra del Città del Mosaico. 13-5 nel frattempo il punteggio con fallo tecnico, che anche con un nuovo giocatore sul terreno che è appunto, non abbiamo detto chi era quello appunto dello Spilimbergo, abbiamo Simonutti, poi abbiamo Giust appunto al numero 20, il Leo Colutta che è il capitano da sempre di San Daniele, poi Pellarini è intanto uscito, reo di aver giustamente poi chiesto fallo, e poi abbiamo Bellina e Bortoluzzi. Questo è il quintetto dunque della squadra della Città dei Prosciutti. Bello, prosciutti contro mosaici qua insomma. Sì, adesso penetrazione di Passudetti che va a cercare Rogna, prende una stoppata, non ho visto se mancava pochi secondi, forse ha tirato per quello. Allora andiamo ancora con l'attacco del San Daniele, 13-5
mantiene il punteggio. Il tiro di Bortoluzzi non prende nemmeno il ferro e c'è la sostituzione per Musiello, che va a inserire al posto di Passudetti un giocatore, Paradiso, che non c'era nella prima partita, Jean-Claude Paradiso, perché era stato fermato per dei controlli medici, adesso ha avuto il nulla osta e può giocare. Adesso angolo, De Simon sbaglia la bomba, rimbalza di Bortoluzzi e riparte in contropiede del San Daniele. Diciamo che Paradiso è comunque un fattore importante per ogni squadra in cui lui gioca. Ma l'anno scorso a Romans è stato premiato il miglior under 23 del campionato e sicuramente vuol dire che ci sta adesso. Fallo intenzionale, anche questa è una forzatura. Contatto duro, ma secondo me poteva essere un fallo normale. Andava a cercare, infatti, il pallone e invece gli arbitri hanno deciso per un fallo intenzionale e che dà addirittura peggio del tecnico, ossia due tiri e la palla alla stessa squadra che batte i due tiri, ed è De Simon che batte il primo tiro libero a sua disposizione, 14-5, questo è il 15-5. Ancora una sostituzione per il San Daniele, esce Leo Colutta e andiamo a mettere dentro il giovane Cella, che nella prima partita, questo ragazzo 96 mi pare che fosse, 96, ha fatto una ottima partita, ottima impressione. Mi pare che ha giocato bene sia lui che Simonutti nella prima partita, è stato anche decisivo. Adesso altro fallo fischiato a Di Giusto, sono un po' troppo nervosi, anche giustamente, per l'amor di Dio, perché hanno avuto un paio di fischi contro. Se continuano così potremmo forse scavare. Sono più 10 dopo i primi 5 minuti, in effetti San Dobbiamo Daniele approfittare della nervosità di San Daniele. Sbaglia il primo libero però De Simon, numero 7. Ora abbiamo il secondo a sua disposizione, questa volta lo segna, quindi si va col più 11 per i padroni di casa, che ora si continuano ad andare a difendere uomo su uomo. Ecco Bellina sempre da 3 punti, ecco c'è la scelta dei tiri dalla distanza, un canestro solo di Di Giust da sotto, poi il resto tiri di Bortoluzzi, tiri anche di Bellina come abbiamo visto. Sì, 2 canestri di loro su azione, adesso fallo fischiato a De Simon, poteva anche qua, non sono entrati bene in partita i due grigi, speriamo che riprendano in mano la situazione perché sia una bella festa di sport. Sì, in effetti, ho voluto forse dire questo è il nostro metro, però insomma non si può spezzettare molto la partita. Giust triplicato, la palla arriva a Cella, il quale però sbaglia, poi c'è una deviazione da parte della difesa del Vis Spilimbergo e la palla ancora giocabile per ulteriori 14 secondi dalla San Daniele con Simonutti. Buona difesa per Spilimbergo, comunque la palla arriva ugualmente a Bortoluzzi, poi va su Giust che gioca appunto da pivot, c'è un fallo di Paradiso su Giust, che giocatore che si sente sotto le planche, questo Giust. Sì, c'è un time out di Mugello anche che sta aumentando l'intensità, non vorrei che non riuscissero a controllarla, perché sono volate anche all'azione prima un paio di contatti un po' troppo duri secondo me. Allora 4 minuti e 53 al termine del primo quarto, ecco 16-5 per lo Spilimbergo. Situazione di after time out, ma con Giust che è incaricato di andare a battere i 2 tiri liberi per il fallo su di lui, appunto, che è stato commesso dalla difesa della Vis Spilimbergo. Vediamo se Giust fa il suo lavoro. Sì, il primo libero a suo favore viene messo sul referto di gara, 16-6, 16-7, e quindi si mantiene abbastanza in rotta di galleggiamento il San Daniele, anche se ha avuto un impatto brutto iniziale, ma dovuto anche a alcune decisioni. Gaspardo là sotto cerca di aprire ancora a Bardini, non arriva a questo pallone, ancora giocabile per 12 secondi. In attacco Paradiso, il tiro ai 3 punti e segna Paradiso, che ha su 10 punti. 16-7 per il
Beh, se questo è il biglietto da visita non è male. 100% in campionato non è male. No, ma prima partita, primo tiro, canestro, 100%, potrebbe andare a casa e così ha una grandissima percentuale. Allora, Simonutti, sempre giocatore pericoloso, atipico, il pallone sempre verso Just, recupera però il San Daniele, il Spilimbergo con De Simon, palla verso Bagnarol, poi pallone a Gaspardo, ancora Bardini da 3 punti, il tiro è corto, il rimbalzo fra le foglie per il San Daniele con Bortoluzzi che va a manovrare la sfera con tranquillità, chiamando lo schema sempre contro la difesa a uomo dello Spilimbergo. Ancora tiro da 3 punti, questa volta è stato scagliato da Just, cerca di recuperare in qualche maniera la squadra di Sinone, che ora però manda sul terreno il numero 12 al posto di Just, che è Vidani. No, non è Tosoni, scusa, sì, Tosoni, il quale è stato, ecco, nella prima partita, lo ricordiamo perché era appena 7 giorni fa, comunque uno dei trascinatori di quella gara. Poi dopo sappiamo come il San Daniele si è un po' ammollata nel terzo periodo. Intanto coach Musiello toglie Bardini e mette un altro ex della partita, perché Campanotto ha giocato a San Daniele anche lui. Campanotto, ecco, lo vediamo, ha toccato il suo primo pallone perché ha rimesso in gioco la sfera, gioca con il numero 8, ecco che abbiamo dunque l'attacco ancora di Campanotto proprio in angolo De Simon, palla che non arriva allo stesso Campanotto e quindi palla persa per lo Spilimbergo. Ecco Tosoni che viene chiuso bene dalla difesa Spilimbergo. Beh, interessante vedere che sulla profondità siete subito lì tutti e tre a chiudere sul giocatore con la palla. Sì, stanno giocando molto bene i raddoppi 3 esterni e fanno fatica a San Daniele a trovare l'avvicinamento al canestro, sia in passaggio che adesso dormiamo, e 2 facili per Bellina che non ha bisogno di essere incoraggiato. Questo è un abbaglio difensivo dello Spilimbergo che dà dunque 2 punti a Bellina e quindi 2 punti allo San Daniele. 19-9 più 10 comunque per i padroni di casa, con Campanotto per Gaspardo, anche lui vuole segnarsi da 3 ma non riesce a siglare questo tiro sostanzialmente libero dai 6,75. Dall'altra parte un'altra dormitina anche questa sotto misura, perché il taglio sotto canestro bisognerebbe controllarlo. No, lì De Simon non ha né raddoppiato né seguito il suo. Bellina ha trovato Alessandro Simonutti libero, è stato facile. Adesso anche San Daniele fa finta di raddoppio e poi lascia libero a Bagnarol, che trova 2 punti molto facili. Figurati se poi Bagnarol, Federico appunto capitano, no Federico, ecco il capitano va a dire no, non segno in questa occasione gratuita di nessuno su di me. Allora siamo 21-11, 2 minuti e 15 ancora da giocare in questa primo periodo. Il tiro di Paradiso è sbagliato e quindi dimezza la sua percentuale, che era del 100%. Sì, siamo solo al 50%. Simonutti per Tosoni, Cella marcato da Bagnarol, va sul fondo e poi ancora Tosoni, ma sbaglia da sotto, Gaspardo si scaraventa addosso, forse questione di passi, e beh sì, questo è stata una scivolata di Paradiso, e per il San Daniele ancora un Just per Bellina. Graziato ancora una volta a Thomas Gaspardo perché il fallo c'era. Adesso coach Musiello cambia Thomas Gaspardo e torniamo a giocare con 4 piccoli e mezzo, perché certo, senza Gaspardo si abbassa notevolmente. Ha approfittato dell'uscita di Bellina per poter togliere e far riposare Gaspardo. Bortoluzzi per Just, che ora gioca praticamente da pivot alto e poi dopo si abbassa, ma non è facilissimo dare la palla appunto a chi non è 2 metri o 1,95 m. Perché gliela data in movimento, non è... visto che ha più fisicità di Paradiso, è meglio aspettare che prenda posizione. Simonutti regala quasi una palla allo Spilimbergo su una rimessa in gioco che si
stava diventando difficile per i secondi che andavano appunto a essere consumati. Sappiamo appunto che bisogna rimettere in gioco il pallone in 5 secondi, se no la palla passa agli avversari. 1 minuto e mezzo ancora da giocare, giusto per il San Daniele in fase offensiva. Bortoluzzi 9 secondi per chiudere questa azione, Tosoni sbraccia un po', centro area, ancora Giusto in 1 contro 1, in qualche maniera Giusto fa il suo bel compitino in 1 contro 1, dice vado, buco l'area, l'ha fatta. Credo siano già 7 i punti di Giusto. 1 minuto e 12, 21 a 13 intanto il punteggio, con Bagnarol che dalla ecco, stavamo appunto dicendo dalla lontananza di un NBA, ma da parte poi recupera qualcosa. Sì, non siamo riusciti a controllarla. Buono rientro difensivo di Federico. De Simo non è riuscito a controllare il pallone dopo che il capitano Bagnarol l'aveva sporcato. Ancora palla a San Daniele che attacca Concella. Contatto al limite, bravo il giovane a cercare il canestro. Adesso subiamo a rimbalzo, sono più alti di noi e più grossi, e questo ci sta in questo momento senza Manzon e con Gaspardo fuori. Adesso sì, in effetti lo Spilimbergo presenta Paradiso di una certa consistenza fisica, gli altri 4 sono sostanzialmente, sì, a parte alto, non sono nemmeno fisicati, insomma, rispetto agli altri, rispetto agli avversari. Questo è un fallo che è stato fischiato correttamente, superati ovviamente i 4 falli di squadra per ambedue le squadre, 21 a 14 intanto, quindi rimane senza dubbio in partita il San Daniele, soprattutto con Dius che peraltro sbaglia adesso il secondo libero, poi riconquistano ancora il pallone. Terza palla in un'azione sola che viene sfruttata fino a un certo punto peraltro da San Daniele, che poi adesso si mangiano il fischio perché c'era era sotto di lui, sia a rimbalzo che al controllo di passo detto, 2 spinte non fischiate dai 2 grigi. Non possono sbagliare, per l'amor di Dio, ma non stanno avendo una linearità di arbitraggio. Intanto il pallone è ancora manovrato per ulteriori 24 secondi dal San Daniele, con Simonutti che riesce a trovare spazio sotto misura, dà a Diust che fra le foglie riesce sempre a trovare qualcosa. Attenzione che c'è un altro fallo di De Simo. Anche in questo caso c'è un fallo che cioè a rimbalzo tutti e due, l'ha presa più lunga, l'ha presa Simonutti perché era più alto, ma non c'era assolutamente fallo. Sono d'accordo anch'io con gli amici che sono qui a commentare questa partita. Lo stesso Romanin ci dice ma grazie per il fallo, ma non c'era. Simonutti quindi si giova di 2 liberi a 15 secondi dal termine del primo quarto, quindi fa sì che la squadra di Sinone incrementi il suo punteggio e da meno 11 è arrivata a meno 5 con Bellarini, Colutta e Bellina fuori. 4 secondi, deve andare al tiro Bagnarol, Federico sottomano, sono ottimi 2 punti di Bagnarol e guarda caso c'è anche un tiro libero per il capitano, o no? Manca un decimo sembrerebbe, o è finita? No, chiamato time out forse, o c'è ancora un decimo? Dovrebbe esserci un tiro libero però, così a occhi e croce. Si ferma il tempo. No, non c'era fallo? Allora forse il tavolo è andato un pochettino in palla anche lui, direzioni gli ufficiali di campo. Allora, terminiamo così, 23 a 16, questo è il primo quarto qui a San Daniele, qui a Spilimbergo contro il San Daniele. Con questa inquadratura del pubblico di Spilimbergo si riprende a giocare, ecco che la rimessa in gioco è per il San Daniele, che rimette sul terreno anche Leo Colutta numero 6, mentre Pellarini, che è poi il faro della squadra san danielese, è ancora in panchina. Sinone lo tiene forse per la seconda parte della gara. Bortoluzzi in cabina di regia, il tiro la finta di Leo Colutta, ancora una serie di
situazioni un po' strane di passaggi un po' a caso, ma comunque alla fine c'è stato un tiro per il San Daniele che non ha dato il suo l'effetto sperato. Passudetti, gran palla per Paradiso che poi dopo sbaglia da sotto in maniera banalissima, purtroppo per lui che insomma non aveva nessuna difficoltà a depositare il pallone. Anche di mano destra poi fra le altre, sì, senza... Giust come sempre la spina nel fianco dello Spilimbergo e va a refertarsi, mi pare, con almeno quota 13 punti personali. 23-18 dunque sempre per lo Spilimbergo, che era partita in pronti via in 7-0. Ora è anche fortunato il capitano Bagnariol, il pallone e il ferro amico gli ha consentito di segnare 2 punti. Li conosce i ferri. Allora Giust, San Daniele per Tosoni e poi ancora Bortoluzzi, esce Stefanutti, ancora il lob per Giust, sempre raddoppiato, libero dunque Coluta per il tiro da 3 punti, però sbaglia il tiro, nessuno prende questa palla, la prende Giust che si è fatto luce come non mai, spintona di qua, spintona di là, alla fine la palla ce l'ha sempre Giust, che è un fattore determinante. Anche questo è un fisico mangiato. Qualche spintonata in più, no, in effetti. Allora Passudetti tenta 1 contro 1, va ancora su Paradiso, poi ancora su Campanotto che la spazia ancora Paradiso, il terzo tiro da 3 non va, Bortoluzzi apre il contropiede sotto a Tosoni e poi c'è il fallo di Bagnarol. Si sembra, gli arbitri, ripeto, Toffolo e Sellan, e Musiello dice beh insomma non andiamo a regalare troppi palloni sotto le plance, alziamo un attimino il quintetto. L'assenza di Manzon in questo limita le rotazioni, perché abbiamo solo 2 lunghi e non abbiamo la rotazione del terzo per poter giocare la maggior parte del tempo con i 2 lunghi. Nel frattempo Tosoni, numero 12 del San Daniele, riesce a segnare il primo libero, anche se aiutato dal Ferra, però questo è lo sport, questa volta c'è solo Retina ed ecco che ritorna sul terreno anche il playmaker titolare del San Daniele, ossia Pellarini, con il numero 5, dopo che è stato fatto prendere un 10 minuti di riposo dal suo tecnico, dal suo allenatore. 25-22 e beh, la partita si è ovviamente riaperta in virtù di qualche errore da sotto e anche nel tiro del Vis Spilimbergo, che era partita molto bene. Questo è Paradiso che sta lottando un semigancio, forse ha voluto un po' troppo da se stesso. Pellarini ripropone una fase offensiva, ancora Leo Colutta, numero 6, capitano della squadra. Bortoluzzi scarica Giust è onnipresente, ancora in qualche maniera riesce a recuperare questo pallone ridandolo fuori, ma è un po' scomposta questa azione offensiva, però poi alla fine hanno ragione loro, perché tiro da 3 punti è andato. Chi segna ha sempre ragione e Coluta l'ha messa quando non poteva fare altro. No, poteva fare altro, ma l'azione non era chiarissima. Comunque parità a 6,50 dal termine, c'è la parità. Gaspardo sotto misura, il tiro è corto, riprende il pallone Gaspardo e sbaglia ancora da sotto. Berdini riesce a prendersi la sfera per ricondurla in fase offensiva per Paradiso, tiro da 3 punti ancora sbagliato. State facendo quello che ha fatto il San Daniele all'inizio della partita. Non facciamo canestro. Esatto, non fate canestro. Il Vis Spilimbergo non fa canestro, ora c'è palla dentro per Tosoni, altri 2 punti e dopo un periodo e 4 minuti il San Daniele è sopra di 2. 27-25 per chi sta difendendo, che è una difesa ora a zona che poi si adatta sul provatore di palla, che è Passudetti, che ha ragione appunto di catapultarsi in aria in 1 contro 1 contro Leo Colutta, il quale non può far altro che commettere fallo personale, e il tecnico del San Daniele
andrà a inserire due giocatori che non sono poi due da sottovalutare, Bellina e Stefanutti. Simonutti, numero 7, sì. 25, come dicevamo, più 2 per il San Daniele, che ha 2 tiri liberi da subire in virtù del fallo di Leo Colutta proprio su Passudetti, che va a segnare il primo libero a sua disposizione. Non so se l'avevamo già detto prima, sicuramente San Daniele ha la squadra fatta per salire di categoria, molto più lunga della nostra, con anche giovani già in grado di stare in campo e dare il loro contributo. Tu hai detto appunto che la squadra di San Daniele, almeno sulla carta, è più forte della vostra, ma voi siete lì, cioè nel senso che siamo qua per farci il nostro campionato, riuscire a fare il meglio possibile. Se ci sarà la possibilità di giocare i playoff non ci tireremo di sicuro indietro, ma sulla carta loro sono nettamente più forti di noi. D'altronde su un telaio che è arrivato quasi alla finalissima lo scorso anno, l'inserimento di Bellina non è da poco, insomma. Sì, e sfoltendo la rosa, limitando i senior a 8 con più facilità di gestione. Con un Ellero che è ancora fuori, anche se voi avete mangiato un fuori. Sì, esatto. Loro sono, assieme al Breg, la squadra più forte di sicuro. E se la giocheranno, e hanno fatto la squadra per salire. Si è fatto male forse Passudetti, speriamo di no. L'arbitro giustamente si recupera Passudetti, ma ha lasciato in 4 a difendere l'attacco del San Daniele, che ora si porta a più 5 e quindi c'è un momento di defiance. Questa è la difesa forse a zona del San Daniele, sta portando un po' di problemi al vostro attacco. Sì, non stiamo facendo più canestro, adesso vediamo, non si sblocca ancora Paradiso, era un buon tiro dopo una buona circolazione di palla. La differenza più grossa è che non facciamo canestro in questo momento. Quindi San Daniele ha tutto il gioco a suo favore. Il tiro di Bellina è sul primo ferro, nulla da fare, il rimbalzo è per Passudetti, è pronto sul cubo dei cambi per lo Spilimbergo il capitano Bagnarol assieme a De Simon. Non c'è però il gioco che si ferma e mancano 4 minuti, più 5 per il San Daniele. Anche in questo caso Gaspardo, come Bellina precedenza, ha fatto un tiro piuttosto corto, ora se la giocano tra tutti i due, ma l'esperienza di Bellina in semigancio ha la meglio della difesa dello Spilimbergo, che ora va a accusare ulteriori 2 punti e va sotto di 7 lunghezze a 4 minuti e 5 dal termine, 27 al termine del secondo periodo, 27-34, risultato acquisito proprio nei primo periodo, i 6 minuti di questo secondo. Ancora dal tricolore non italiano ma francese, però non c'è assolutamente nessun problema, del soffitto nuovo del palazzetto dello sport di Spilimbergo. Riprendiamo a commentare questi ultimi 4 minuti dell'incontro valido per la serie C Silver del Friuli Venezia Giulia fra Spilimbergo, padrone di casa, e San Daniele, ospiti di lusso in questa seconda partita del campionato. Dicevamo appunto con Chivilò che primo periodo di marca spilimberghese mosaicista, secondo dei prosciuttai, con un parziale di 18-4. Sì, loro non hanno più sbagliato, noi non abbiamo più fatto canestro, nonostante anche scelte discrete, non proprio spessime. Loro sono passati a zona, ci hanno imbrigliato e non riusciamo più a trovare la via del canestro con continuità e ci siamo complicati la vita in poco tempo. Poi in 6 minuti 18 punti e fatti 4 non è un bel segnale. Non è un bel segnale, infatti per Musiello il reinserimento sia di De Simon che di Bagnarol, e quindi in campo ora il quintetto base, se non vado errato, ha significato di cercare di recuperare i 7 punti di svantaggio. Vediamo De Simon, apertura ancora per Bardini, ancora il tiro di Federico Bagnarol, buona circolazione, buon tiro. Il capitano non tradisce, si è rinunciato al tiro da un angolo, circolazione di palla, tiro dall'angolo opposto, però subiamo ancora Tosoni, spalla canestro dall'altra parte, perché non siamo rientrati abbastanza velocemente. Non c'è quindi il rientro adeguato. Dall'altra parte De Simon prende una bastonata fra
fra gli occhi, non c'è fallo. Ora Bardini riesce comunque a scaricare a Bagnaroli, il quale tira come può, perché i 24 secondi erano ormai lì sul filo dell'esaurimento e non tocca nulla. Pallone ora dunque allo Spilimbergo, con un altro cambio invece per la squadra di casa, reinserito dunque Paradiso. Quindi sono due lunghi, insomma, adesso, no? Perché prima non hanno giocato assieme Gaspardo e Paradiso, qualche secondo però. Minuto, ma non granché. Adesso per marcare Bellina e Di Giust e Tosoni, che no, è uscito però per marcare Di Giust e Bellina. Adesso troppo spazio a Pellarini, Quindi in the face, come si dice. Morto, e primi 3 punti per lui. Più 9 San Daniele nei confronti dello Spilimbergo, che è in attacco con De Simon, il quale porta un po' di scompiglio nell'area avversaria. Di Giusto sta marcando Paradiso, il tiro di Paradiso è a bersaglio. Ecco, una rimessa in gioco un po' così, un po' farraginosa di Leo Colutta, ma tutto è buono, con ancora marcatura a uomo, man to man, scelta dai due tecnici. Leo Colutta per Bellina in 1 contro 1, si fa luce in maniera quanto mai perfetta, senza che nessun giocatore gli possa rubare il pallone. Gaspardo per ancora De Simon, 1,58 da giocare, 32-41, più 9 Bardini scarica per Paradiso, il tiro di Paradiso è sul ferro superiore, nulla da fare dunque. Pellarini che ha ancora in possesso di palla, partita che è molto veloce con questo tiro di Pellarini che voleva replicare quello di prima, ma poi non è andato, perché tutto è uguale. Per fortuna non è andato, perché sennò Stanelli sarebbe andata a più 12 con un parziale sempre più ampio in questo secondo quarto. E nel frattempo San Daniele ritorna a mandare sul terreno un giocatore di grande esperienza, quale il numero 10 Bortoluzzi, che ha preso in consegna De Simon. 32-41, minuto e mezzo ancora da giocare in questo secondo periodo della partita. Bardini tenuto fuori dalla difesa attenta del San Daniele. Bardini, Bellina poi commette fallo, ma non c'è problema di quarto fallo, perché è appena il terzo per o meglio, appena, è adesso il terzo, quindi c'è ancora 1 minuto e 20, sta meglio Spilimbergo, che ne è uno solo dei falli di squadra. Sì, cambiamento più importante fra il primo e il secondo quarto è il numero dei falli fischiati o fatti, non sto dando la colpa agli arbitri, è cambiata completamente il numero dei fischi e il numero dei contatti delle due squadre, si è giocato più in velocità, senza meno nervosismo, e 4 falli solo contro forse i 14 del primo quarto. Sì, infatti prima gli arbitri avevano dato molta più fiscalità in precedenza, adesso vediamo questa inquadratura del pubblico sandanielese che ha raggiunto in questo sabato pomeriggio il palazzetto dello sport di Spilimbergo. E allora siamo a 32-41, il minuto di sospensione chiesto dalla squadra di San Daniele è esaurito nel suo minutaggio, dicevamo 1 minuto e 20, ci sarà una rimessa in gioco per i bianchi del presidente Francesco Majorana, che salutiamo cordialmente in questa circostanza. Ecco, quindi c'è l'attacco per una Spilimbergo che ha segnato 9 punti soli in questo secondo periodo. 32-41, ecco che Bagnarol riesce a prendersi il pallone per gestirlo in fase offensiva, il gioco, ma non riesce a passare in qualche maniera a Paradiso, ma era un passaggio assolutamente non buono. E dall'altra parte Tosoni va a sbattere contro Gaspardo, che comunque ha buon gioco per una stoppata. Ecco Gaspardo contro Tosoni, perde palla ancora il Spilimbergo con un fallo forse che c'era anche in questo caso, non fischiato di là, non fischiato di qua, insomma. Ma non funziona così, però, cioè, devi fischiare di qua e di là se ci sono 2 falli. Bortoluzzi
30 secondi per chiudere questo secondo periodo. Ecco che in allontanamento Bellina sbaglia, ma riconquista ancora il pallone il San Daniele. Non può andare fino alla fine perché mancano ancora 20 secondi, 7 quelli per chiudere l'azione, però c'è ancora, questa volta si può andare fino alla fine, o quasi, una discrepanza di un secondo e mezzo. 32-41, però il San Daniele chiuderà senza dubbio il periodo. Vediamo, c'è Bortoluzzi contro Paradiso e fischia l'arbitro, un fallo che quindi dà veramente la palla per andare a chiudere i secondi a disposizione. Ne mancano 2-8 per chiudere il secondo periodo e quindi ne ha giovato veramente la squadra del Michelaccio San Daniele. Ecco Tosoni e c'è il fallo in attacco di Tosoni. Vabbè, c'è un fallo, è il quarto fallo di squadra, però ci sono 3 decimi, insomma vabbè, diciamo che È finita così. è finita così. 41, non credo che in 3 decimi. Bagnarolli, il tiro dalla distanza non va, ovviamente sì, non poteva andare, se andava era bravo lui. Allora chiudiamo 32-41. Peggiori in campo i 2 grigi, senza aver fatto torto a nessuno delle due, ma non riusciamo a capire cosa stanno fischiando. Questo è perché 2 metri diversi nel primo e nel secondo periodo. Beh, ci sentiamo per la prosecuzione della partita. 9 minuti ancora lo spazio di tempo, ma siamo al 32-41 per la squadra ospite qui a Spilimbergo, ossia il Michelaccio San Daniele. Vi commento la partita fra Spilimbergo e San Daniele Michelaccio con questa inquadratura delle volte del Palazzo dello Sport di Spilimbergo, volte bianche, il bianco è nuovo, nuova struttura, nuovo sottotetto con rosso e blu. Si riparte dal 32 perché sta attaccando sia la Spilimbergo padrone di casa contro la squadra che difende, ossia il Michelaccio, che ha 41 punti. Primo periodo di netta marca spilimberghese, che ha trovato subito in pronti via qualche canestro molto importante. Fatto sta che sono partiti con un 8-0, poi però nel secondo periodo la difesa della compagine del Michelaccio si è fatta molto più attenta, anche difendendo a zona è riuscita a recuperare palloni e a non far tirare con tranquillità i ragazzi di Musiello, che hanno avuto molta difficoltà. Fatto sta che hanno subito un parterre di 18-4, poi dopo recuperato in parte alla fine del secondo periodo, però sono sotto nel punteggio di 33-41, 2 tiri per Passudetti, il primo è a bersaglio, il secondo no. Allora il quintetto di padrone di casa di Musiello è il quintetto base, composto da Bardini, Passudetti, Bagnarol, Gaspardo e De Simon. Michelaccio in attacco, lob per Di Just, che è stato un fattore determinante per recuperare il tono del basket spilimberghese. Ora Passudetti tutto da solo, ma poi sbaglia la conclusione ravvicinata. Pellarini, Bellina, Just, Bortoluzzi e Colutta il quintetto del Michelaccio. Ecco Bellina per Just ancora, poi l'1 contro 1 di Pellarini che fa fuori il suo diretto avversario quasi con grandissima facilità, depositando il pallone a canestro. Forse un falletto poteva spenderlo, no, il difensore? Ma sì, hanno avuto un po' di bravura nella circolazione, un po' di fortuna per il passaggio intercettato che non siamo riusciti a controllare. Bravi loro a circolare la palla molto bene. Chi parla è ovviamente Marco Chivilò, che è il responsabile della prima squadra del Vis Spilimbergo, dirigente appunto assieme agli amici della città del Mosaico, il presidente Majorana, Serena e quant'altri. Ora c'è Bellina che da sotto misura può fare quello che vuole, poi però qualche bastonata di troppo su Bellina, non ravvisata dagli arbitri Toffolo e Sellan. Un bel raddoppio stavolta, dai.
Sì, beh, lui era lassù in alto però Bellina, è 2 metri qualcosa. Sì, ma ha abbassato il pallone, cosa che di solito non fa, gliel'abbiamo sporcato. Fallo di Bortoluzzi che mette le mani per fermare la corsa di De Simon e protesta anche. Facendo quasi finta che sia stato lui a essere spinto, invece non era proprio così. E allora c'è il fallo. I giocatori, anch'io quando giocavo avevo sempre ragione. È ovvio, soprattutto quelli che hanno un po' d'anni sulle spalle di basket. Hanno sempre ragione i giocatori, dal loro punto di vista. Ancora Passudetti, tenta qualche cosa, ma no, non può fare tutto da solo però. No. A me piace come giocatore, però. No, ma se vai per tirare, tira. Sì. La penetrazione ci stava, o entri e scarichi un buon pallone o vai a canestro. Rimane a 33-43 il punteggio a favore dello San Daniele, che ora con Bellina tenta di scappare, non lo fa. Bardini in un quasi contropiede, soffocato comunque dalla difesa del Michelaccio. Il tiro di Bagnarol è corto, rimbalzo ancora per il Michelaccio. Azioni offensive non molto così corali. No, così di sicuro non la portiamo a casa. Se ricominciamo a giocare di squadra facendo girare la palla possiamo giocarcela, così loro dominano il rimbalzo e noi riusciamo a fare un tiro solo. Allora per il San Daniele si tratta di aver ancora il pallone fra le mani, dopo che è stato sporcato peraltro dal capitano Federico Bagnarol sul passaggio da guardia a guardia. Mancano però 3 secondi per chiudere l'azione, quindi non ci sarà un canestro, un tiro facile per il Michelaccio, perché la palla va intanto a Luca, al capitano, quale però poi ha avuto il metro ideale per andare al tiro. Ma che se non guarda il passaggio forse la mette anche. Allora De Simon dalla parte opposta butta via la palla, però ci dovrebbe essere una deviazione però della squadra del Michelaccio, io ho visto almeno. Vediamo, gli arbitri hanno cambiato. Sotto canestro non l'aveva segnalato, lui l'arbitro di testa non l'aveva visto, si sono parlati e risolto il problema. E quindi il Spilimbergo ha ancora 16 secondi per chiudere l'azione offensiva, ma è sempre sotto di 10 lunghezze. Ancora la penetrazione della guardia numero 10, guardia play del Spilimbergo, Passudetti, che va a conquistarsi finalmente un fallo. Sì, attacca a lungo, di giusto protesta perché dice di non aver fatto il fallo. Secondo me il fallo non è stato sulla stoppata ma è stato prima. Cambio, entra Tosoni al posto di Di Giusto. Adesso però ecco, c'è da dire che San Daniele comunque ha commesso già 3 falli, quindi sono 3 falli di squadra a 0 nei confronti, quindi questo è anche un vantaggio per i padroni di casa, che però dobbiamo essere bravi a sfruttarlo. Appunto, bisogna sfruttare questa situazione andando a chiudere un po' più in difesa. Intanto Passudetti comunque va a realizzare il primo libero e il secondo però è molto corto. Il rimbalzo è per ancora la Vis Spilimbergo, ancora Passudetti da 3 punti, è corto. Quando il tiro è libero ma non si segna, lì bisogna. Quando sbagli questi tiri è difficile, perché era giusto, era libero, doveva prenderselo, l'ha sbagliato. Difendiamo un'altra azione. Pellarini, jump shot per Pellarini che di tabella, insomma una tabellatina. Non dichiarata, non vale. Non vale, almeno questo sul campetto, ovviamente qua vale effettivamente. Dall'altra parte il tiro ancora di Bagnarol che si fa luce, ma oltre i primi 2-3 passaggi poi dopo non c'è, cioè ci sono soluzioni personali. Stiamo inventando situazioni invece che crearle, è difficile avere continuità inventando. 34 Vis Spilimbergo, 45 San Daniele. Il Michelaccio, c'è una sostituzione sia per l'una che per l'altra squadra, e rientra Paradiso con il numero 9. E anche il San Daniele rimette sul terreno Cella, questo giovane Cella numero 18 al posto di Colutta. Il tiro libero di Bagnarol è fuori misura
e quindi non beneficia lo Spilimbergo di questo fallo su di lui commesso, ed è il quarto fallo di squadra del Michelaccio, e quindi da questo momento ogni fallo commesso dalla Michelaccio San Daniele sarà punito con 2 tiri liberi. Attacco squadra ospite, Pellarini sfrutta il blocco in pick and roll con Bellina, poi però perde la maniglia, non la riconquista. Qui c'è stato, voleva un po' troppo da questa sua azione personale Pella, sì, poi è andato a inventare robe sul fondo. Non ha trovato lo spazio per l'arresto e tiro, è andato a impelagarsi sulla linea di fondo, quasi la conquistava lo stesso. Palla persa e nuovo attacco per noi per chiudere il divario in doppia cifra. Allora per Federico Bagnarol, questi è Paradiso marcato da Tosoni sul terreno, Tosoni se la gioca con il Paradiso, c'è un fallo fischiato a Tosoni. Stanno ancora cambiando metro perché prima queste cose qua non le avrebbero fischiate, e lo dico nonostante sia un fallo a nostro favore. Ma comunque è vero, prima non l'avrebbero fischiato, adesso poi non era proprio così un fallo, comunque. Fischiano solo nei quarti dispari, l'1, il 3. Questa è la notazione in effetti, perché nel primo quarto in effetti gli arbitri Toffoli e Sellani avevano fischiato moltissimo. Comunque ci sono 2 tiri liberi per lo Spilimbergo con Paradiso, numero 9, nuovo innesto nella compagine del mosaico, sbaglia il secondo libero a sua disposizione. Ora abbiamo il San Daniele Michelaccio che è sopra di 9 lunghezze con Tosoni in 1 contro 1, si fa molto bene luce, e poi la conclusione di sinistro di Tosoni che riporta a più 11 il vantaggio degli ospiti qui a Spilimbergo. Paradiso scarica bene a Bagnaroli, il tiro da 3 punti è di Bardini, e poi libero Tosoni in contropiede e commette fallo lo stesso. Questo è un fallo veramente inutile perché ormai era già arrivato sotto. No, ha sbagliato, deve tirare 2 liberi adesso. Speriamo sbagli anche quelli, così sì, non fa canestro. Così non fa. Magari tu dici avrebbe sbagliato comunque e prendevamo il rimbalzo. Esatto. Comunque ci sono 2 liberi a 5 minuti dal termine del terzo periodo, innesto per la squadra di Musiello. Vedi che ha avuto ragione lui. Buon fallo, come si dice, buon fallo, però lo si sa sempre dopo che è buon fallo. Tosoni sbaglia il primo libero, Bardini esce, entra Campanotto, lo vedete appunto con la fascia, un ottimo fallo quindi perché sbaglia ambedue i liberi. Dal fallo e vale possibile a 0 punti, è andata di lusso. 47 per chi difende, 36 per chi attacca, ed è lo Spilimbergo con il capitano Bagnarol. Poi nell'uscita Campanotto non controlla, ma l'anticipo è quello di Pellarini. Ancora 11 secondi per l'azione offensiva a firma della squadra spilimberghese. Si asciuga il campo dall'altra parte, la parte opposta, non inquadrato ovviamente. Dicevo 11 secondi, vediamo, la pallone va ancora a Campanotto per De Simon dietro la schiena, 5 secondi, il tiro di De Simon, ballonzola sul ferro, forse c'era un falletto di Bortoluzzi, però era un'azione intelligente. Un po' troppo le mani, gli arbitri glielo concedono. Allora Tosoni, ecco ancora Bortoluzzi a centrocampo, quasi un anticipo per De Simon, tanto da far consumare un po' di secondi. Adesso sono 7 quelli che mancano per questa azione offensiva del Michelaccio, che va a cambiare lo stesso Bortoluzzi innestando il numero 7 Stefanutti, ma c'è il tiro di Pellarini giustamente effettuato perché mancava veramente poco. Altra azione offensiva per lo Spilimbergo, chiuso da Tosoni, il pallone è per un contropiede, recupera De Simon, ora c'è Gaspardo, sbaglia Gaspardo, esce il pallone, insomma un po' di confusione, i palloni di qua e di là, di pseudo contropiedi, pseudo palle recuperate. Confusione, tanta confusione, atletismo con
poco costrutto nell'azione. La palla comunque per Alvis, che è sempre sotto di 11 lunghezze, a 4 minuti esatti dal termine del terzo periodo. Ecco Paradiso in posizione di pivot, se la gioca in spalla a canestro contro Tosoni, ma c'è fallo, peccato, conclusione di sinistro. Ma c'è, cos'è, un fallo? Fallo contro? A passi? Vabbè. Se non c'è segnalazione al tavolo è passi. No, è passi, sì, a questo punto è passi. Il giro in palleggio, passi. Vabbè. Continuando a palleggiare. No, infatti, io pensavo che ci fosse fallo addirittura per lo stesso Tutti pensavano ci fosse fallo. E invece è il Michelaccio che sfrutta al meglio la situazione con un pallone che poi dopo la butta al vento, peraltro con questo passaggio di Bellina a chi non so. Tiro da 3 punti di Paradiso e sono lo stesso angolo di apertura per lui. Da lì segna sempre. Quindi deve andare in quell'angolo lì. Quindi l'angolo destro del campo, della sua posizione di campo. 39-47, amici sportivi che state seguendo questa partita già valida per la serie C Silver. Bellina, spalla canestro, semigancio di Bellina, se l'ha portato a spasso purtroppo per Thomas. Questo lo può fare anche 2 categorie sopra, perché 39-49, Bagnarol, pallone per Gaspardo, poi in qualche maniera riesce a trovare spazio, però c'è una stoppata che gli arbitri la reputano valida. Pellarini per Bellina, Bellina ancora smista verso fasce esterne. Pellarini, pick and roll con Bellina, 1 contro 1 e per Pellarini c'è un 1 contro 1, poi De Simon commette fallo, però gli arbitri hanno deciso che è un fallo intenzionale. Questo è in linea col metro del primo tempo. Hanno fischiato intenzionale a Coluta al primo tempo, ci sta. Era tardi De Simon, ha abbassato forse è andato a cercare non la palla ma il braccio, probabilmente. È stato abbastanza, forse troppo violento. Pellarini comunque sfrutta al meglio la sua opportunità con il primo libero a canestro e il secondo anche. 51-39 e palla in mano alla Spilimbergo. Pella, possesso di palla, trova lo spazio libero Pellarini, ma lasciato ancora libero dal suo diretto avversario. 39-53, Campanotto per Paradiso, in cui si affida per incrementare il punteggio. Ora è un po' asfittica la squadra di Musiello, vediamo Bagnarol, chiude bene, bravo Fede. Tiro da 3 punti, Campanotto, sono 3 punti di Campanotto, ottimo scarico per il capitano che si era liberato di un raddoppio difensivo scaricando in angolo. La faceva in Serie B questo svincolo dalla L. Adesso altro fallo fischiato sul marcatura di De Simon su Pellarini. Non si può fischiare questi contatti. Che hanno concesso botte da Orbi e adesso fischiano questi contatti. Anche perché De Simon con questo è il terzo fallo, se non vado errato, di De Simon. E adesso sul terreno di nuovo Bardini, attacco di Cella per il Michelaccio, non va. 1 minuto e 44, 42-53 più 11, è rimasto tale lo svantaggio. Paradiso dalla posizione quasi impossibile degli 7 metri, quasi ha scagliato il suo tiro libero, il tiro da 3, se fosse andato a bersaglio faceva molto bene al Vis Spilimbergo, ma deve ancora invece difendere sull'azione offensiva del Michelaccio, che ancora con Pellarini. Palla scaricata a nessuno, contropiede Bagnarol, gli ruba la palla da Cella a Federico Bagnarol. Secondo gli arbitri
ha preso solo la palla, ed ecco che viene rimandato sul terreno Bortoluzzi al posto di Pellarini. Ricordiamo che in tutte e due le squadre manca un giocatore importante, Manzon per quanto riguarda lo Spilimbergo e Ellero per quanto riguarda il San Daniele. Passudetti ancora per Bardini, ed ecco che ogni tre falli un rigore come è sul campetto. E proprio quasi allo scadere dell'azione gli arbitri hanno visto questo fallo. Anche perché se non è fallo questo, non è fallo neanche quello di De Simon a centrocampo con la palla in mano. 42-53 comunque, con Spilimbergo che può giovarsi di 2 tiri liberi per Bardini, il quale va a realizzare il primo libero a sua disposizione e anche il secondo, riportando a 9, quindi in 3 possessi effettivi se le azioni valgono 3 punti. Sì, ma l'unica nota positiva è che giocando abbastanza male siete sempre lì. Siamo ancora lì. Adesso perdiamo l'ennesimo rimbalzo difensivo, bravi loro ad andarci. 42 secondi per chiudere l'azione, cioè per chiudere il terzo periodo che vede ancora lo Spilimbergo in qualche maniera cercare di recuperare il terreno perduto soprattutto nel secondo periodo. Ora viene ammonito ufficialmente il tecnico di casa per così, perché non aveva condiviso questa rimessa in gioco del Michelaccio. Aiuto, questo è una bruttissimo canestro subito. Sì, troppo facile. Tanta pressione per subire un canestro da sotto, non va benissimo. 30 secondi al termine del terzo periodo, ancora Bagnarol, si getta a capofitto, scarica ancora Campanotto e ancora per Bardini, tiro da 2 punti per Bardini in arresto e tiro, ma il pallone ancora per Campanotto da 3 punti. Se non fosse andato dentro, tu cosa avresti fatto? No, stavo pensando che è l'uomo che può cambiare questa partita. Campanotto, fallo di Bardini, no, un secondo ancora Bagnarol, fischia l'arbitro. Allora si chiude dunque sul 47-55, beh insomma 3 punti. Chiudiamo a 8 punti e va bene così questo terzo quarto, poteva andare molto peggio. Poteva andare molto peggio, 1 minuto e 50 di riposo e poi via che si va all'ultimo periodo. E si comincia con l'ultimo quarto di questa partita che, al di là di tutto, comunque una partita che viene vissuta dal pubblico con intensità, ma anche con i ragazzi insomma in campo, sì, al di là di qualche svarione. Sì, non spettacolarissimo ma intensa, esatto, intensa, con ragazzi che vogliono insomma portarsela fuori. Come si dice di un derby. Esatto, bravo, vuol dire un derby. Tra 2 primi in classifica. Ale, 3 punti di Bortoluzzi, 3 primi in classifica perché si è giocato una partita sola insomma. Però in apertura con questa bomba da 3, certo che si era chiusa con quella di Campanotto, fa il paio. Sì, purtroppo sì. Campanotto, eccolo, poi Paradiso, un centro aria, Paradiso sbaglia la conclusione da sotto, 47-58, ritorna più 11 dunque il San Daniele che ha... Zona di Spilimbergo. Zona di Spilimbergo. Zona di Spilimbergo, cosa? Una 1-2-2, una 3-2 in qualche maniera. Vediamo. 2-3 adattata, una 2-3. Allora è a terra Bortoluzzi, forse c'è un tecnico, vediamo, continua a protestare Bortoluzzi, nulla da fare. De Simon, Bardini scusate, e poi la bomba di Paradiso, quasi è andata in paradiso. Inizio piroettante. Quarto, insomma come da quarto tempo dell'NBA, cioè gli altri non servono nulla, l'ultimo sì. Vediamo sotto, Giust sbaglia sotto, Giust, il rimbalzo però è ancora di Cella. Non una gran scelta far fare 3 tiri a San Daniele, perché
prima o poi segnano. Qui c'è il fallo invece di Bardini, numero 4, e ecco esce, no, non esce nessuno perché c'è un minuto di sospensione chiesto dal San Daniele a 8:28, quindi impronti via. Speriamo che la nostra zona abbia gli stessi effetti di quella di San Daniele nel secondo quarto. Quando Spilimbergo non segnava niente. Esatto. Ecco, è questa, e chiaramente il time out servirà a Sinone, tecnico del San Daniele, di spiegare ai suoi cosa fare. Time out. Più 8 per il San Daniele, 50-58, grazie proprio alla realizzazione di Paradiso dai 6,75 che ha impostato appunto questo svantaggio per lo Spilimbergo, che ora ha la possibilità, grazie al rimbalzo acquisito, di andare a recuperare ancora qualche punto, e lo fa ancora con Paradiso. E beh, tu l'hai chiamato Paradiso. Speriamo sia tornato dopo la sosta. E allora, attenzione, c'è l'arbitro che i 24 secondi in effetti. Sì, non erano stati resettati, quindi probabilmente si andrà a giocare 20 secondi forse, grosso modo. Vediamo. Infatti 20 secondi per l'azione offensiva del San Daniele, 53-58. E beh, quarto quarto senza dubbio che si preannuncia interessante, rimette in gioco male San Daniele, interviene la squadra della Spilimbergo, e ora Bellina rimesso sul rettangolo di gioco. Beh, adesso per fare la rimessa gliela buttano su, lui la prende e cominciano a giocare. Ecco fa, e quindi esatto, ma invece di prendere invece fa i saluti, non è così lo schemino. Da più in alto è più facile. Certo. Allora, Diust 1 contro 1 con Paradiso e segna giù. Il doppio palleggio non c'era. No, non c'era. No. L'ha fatto vedere male, perché ha rallentato il palleggio, ma non era doppio. Poi se avessimo il replay potremmo vederlo, però era verso di noi e non c'era. Comunque non ha mai raccolto il pallone, quindi pallone regalato, più o meno regalato allo Spilimbergo, che ora se lo perde e quindi glielo ritorna. 7:43. Abbiamo compensato noi invece degli arbitri. E questo è un grande fair play. 7 minuti e 39 dunque da giocare, 5-3 a 5-8 per chi sta attaccando, più 5 Michelaccio San Daniele con Leo Colutta in campo, non riesce a fare un 1 contro 1 perché c'è Paradiso davanti, consegna palla al suo compagno Sestanutti che poi tira ma sbaglia. Attenzione che c'è un fallo di Giust che si è reso colpevole di aver spinto a rimbalzo, e non è la prima volta. Ma sono quasi senza accorgere, perché sono giocatori che non si accorgono poi di spingere. No, è vero, è vero. No, lo fanno senza c'è una mano sotto sul è un fallo difficile da vedere però. Sì. Sostituzione, entra Tosoni, entra Di Giusto, non cambia molto per noi perché comunque sono più fisici e atletici dei nostri. Buon movimento di Paradiso, attenzione, no, infrazione, no, è uscito dal campo. C'era. No, è che se fosse sì, però peccato. Hai fatto una bella cosa. Peccato. Pellarini per il Michelaccio, 58-53. Questi è Bellina contro Gaspardo, ancora fuori la palla a Tosoni centro area, scarica per l'attacco Spilimbergo e il numero 7 di marca San Danielese non si fa pregare. C'è un fallo offensivo, un blocco irregolare di Paradiso. Guardando blocco regolare, sì. No, sciocchezze, non si fanno questi regali inutili, tanto De Simon si sarebbe liberato ugualmente. E chiama time out Enrico Musiello, tecnico del Spilimbergo che è sotto di 8 punti, 5-3 a 61 a 6-42.
ritorna a riprendere la confidenza con il terreno di gioco qui a Spilimbergo. Il pallone è per il Michelaccio del San Daniele. 6 minuti e 42 al termine di questa partita, con Spilimbergo in difesa e Musiello propone De Simon, Campanotto, Gaspardo, Bardini e Passudetti libero ancora di andare a canestro la squadra del San Daniele. 5 più 10 di nuovo per il Michelaccio, e i minuti per la squadra di casa ovviamente vengono ad essere sempre meno. Allora c'è questo attacco dello Spilimbergo. De Simon cambia gioco completamente, Campanotto a centro area, viene afferrato da Leo Colutta, che prende il braccio e non prende nient'altro, e quindi col metro che ha fischiato di intenzionale, è intenzionale anche questo. Infatti Musiello penso che dica questo all'arbitro in questo momento, all'arbitro Toffoli, che dirige insieme a Sellan. Qui sono 2 tiri liberi, però se fosse stato intenzionale sarebbe anche una rimessa in gioco e quindi una possibile azione di tanti punti, perché poi non si sa come potrebbe finire l'altra azione offensiva. Nel frattempo comunque Campanotto va a segnare il primo libero. 5-4 a 6-3 il punteggio a 5:55 dal termine della partita. Segna ambedue i liberi, rimette in gioco la San Daniele. C'è difesa tutto campo per far scorrere i secondi a disposizione dell'attacco della squadra che ora lo sta gestendo con Pellarini. Leo Colutta si ferma, non sa chi dare il pallone, basta fare un lob, vabbè, ma esperienza di Bellina che si scaviglia purtroppo per lui, almeno questo sembra. è scavigliato da solo, però Sì, ero tornando da solo. Ho guardato, mi sembra che nessuno l'abbia toccato, un peccato che la partita perda uno dei protagonisti più importanti. Il nostro fisioterapista È andato a mettergli a posto le cose. Cin approfitta dell'assenza del loro e va a curare. ad aiutare. Adesso bisogna capire se lo rimette in piedi oppure se lo ingessa. Non è in discussione la personalità del pitch. No, ma d'altronde Conosce Federico da quando era bambino, perché si può riprendere. Dunque Passudetti si schianta contro Tosoni, ma il fallo dovrebbe essere di Tosoni. Se non andiamo, se pensiamo come gli arbitri, infatti è così. A 5:23, 10 punti da recuperare, però. quarto fallo anche di Tosoni. E che non è male. Quarto Tosoni, 4 di Giust e 4 Colutta probabilmente. Nella pallacanestro non si sa mai. No, cioè, nel senso che 10 punti non sono tanti, però Passudetti esce, entra intanto capitano. E con la possibilità che Bellina non rientri. Sì, abbiamo visto adesso una smorfia, importante, no? Sì. Intanto rimette in gioco lo Spilimbergo. De Simon, sotto misura De Simon, ma poi fa un cross. Era già arrivato a canestro con un sottomano, poi però sbaglia completamente l'appoggio. Sempre la difesa a zona, che comunque sta dando i suoi frutti, questa zona del Spilimbergo. Vediamo un po', poi Pellarini riesce comunque a trovare spazio. Vabbè, non si discute, il bravo Pella. Dall'altra parte De Simon vuole fare uguale, poi però recupera anche il pallone. De Simon ancora da sotto, forse lo riapre per Bagnariol, il tiro di quest'ultimo, sono 2 punti. Non poteva sbagliare da lì. 4,5 ancora, sempre più 10 per Michelaccio San Daniele, che è in fase offensiva.
quintetto nano per Spilimbergo, perché il lungo l'ho fatto facendo Paradiso. Pellarina sbaglia una roba che non sbaglia mai, l'arresto e tiro da dentro l'area. Per fortuna abbiamo la possibilità di chiudere. Bagnarol sbaglia, grandissimo rimbalzo di Bardini, De Simon arresta e tiro, no, penetrazione fino sotto, sbagliamo anche questa, non siamo neanche fortunati. Beh no, l'appoggio anche in questo caso sempre di De Simon non va, rimane più 10, sempre per il Michelaccio San Daniele che ora è in fase d'attacco. Ecco Bortoluzzi, tiro da 3 punti, si infrange sul ferro, il rimbalzo per Paradiso, azione ancora del Spilimbergo che se vuole avere qualche chance deve segnare in questa azione, però vediamo Bardini ruba palla di Just da solo in contropiede, vediamo e c'è canestro, pur se Federico Bagnariol era al rischio di farlo attenzionale, però No, ha giocato la palla. Vabbè, comunque fallo c'è, ne danno più 12 e forse più 13 per loro, a 3 minuti e 30. Vediamo giusto che è stato difficile trovare le giuste contromosse, sto giocatore. Ce l'abbiamo a casa la contromossa per Di Giusto. Piccola febbre, no? Che è Manzoni in effetti. Allora vediamo dall'altra parte questo da fa Spilimbergo, deve accelerare il gioco, lo fa con Paradiso che però sbaglia dalla conclusione dei 3 che valeva 3 punti. Pellarini può giocarsela, perde palla, forse c'è un ritorno in questo caso. Questo era un ritorno, dice l'ha toccata, vabbè, bisogna avere un possesso però. Comunque, centro area, cadevano i secondi per il Michelaccio, ancora Campanotto per Bardini, Campanotto ancora, tenta 1 contro 1, vediamo cosa fischia l'arbitro, non fischia niente, non c'è né sfondo o è fallo, invece non c'è nulla, non c'è sfondamento, non c'è fallo. C'è solamente una palla data dunque al Michelaccio e poi c'è Musiello che chiede minuto di sospensione. 2 minuti e 52 al termine, 5-7 a 70. Il Michelaccio a 2 minuti e 52 dal termine della partita è sopra di 13 punti, è sopra anzi di 15. Difesa che non presa completamente in contropiede quella della Vis. Sì, una pressione fatta male, abbiamo lasciato Tosoni libero di aprire il campo subito. Adesso buon canestro, però inventato anche questo. Però almeno si è concluso in 5 secondi insomma l'azione, quindi adesso sì, dobbiamo sicuramente affrettare le azioni. Mancano 2 minuti, però sono 50. Controlla il cronometro. Questi è Bortoluzzi, 59 a 72, 3 punti per Just, non va il canestro, non va il pallone a canestro, Bagnarol accelera ovviamente da 3 punti, sbaglia anche il capitano, la palla è fuori e a 2 minuti esatti dal termine c'è ancora un cambio, esce Bardini per Passudetti. Chiaramente giocherà col cronometro anche il Michelaccio San Daniele in virtù dei 13 punti di vantaggio che ha. Pellarini poi è un giocatore che ottimo raddoppio, però non riesce a prendere il pallone. Tosoni, fallo di Paradiso su Tosoni. No, era un buon raddoppio, soltanto che dopo però è stato fortunato a trovare quel passaggio di uscita ad occhi chiusi, perché aveva anticipato Passudetti e hanno trovato il passaggio centrale e sono riusciti ad andare in contropiede facilmente. Buttato sul terreno Gaspardo, numero 16, ma ci sono 2 tiri liberi per Tosoni a 1 minuto e 50 dal termine e io direi che è abbastanza difficile recuperare in 1 minuto e 50 la bellezza di ora 14 punti, 59 a 73 rimane, 14 punti per il Michelaccio di San Daniele. Poi c'è Bagnarol 1 contro 1,
De Simon, il tiro è corto. Pellarini per Bortoluzzi e poi attacco ancora San Daniele che supera la metà campo, lo fa ancora con il Pella e direi che per lo Spilimbergo un buon primo quarto, poi dopo qualcosa da rivedere. Sì, abbiamo iniziato a non giocare insieme, a tentare iniziative personali. E il risultato è stato quel parziale di secondo quarto che ha deciso la partita. Percentuali veramente molto scarse poi nel tiro. Sì, figlie delle scelte personali. Anche questa l'hanno lasciato libero, ha tirato, ma non era costruito. Battezzato dunque. Tosoni, centro area per Just, 5 secondi, può andare al tiro Bortoluzzi, sbaglia ma ha fatto bene a giocare in tutto, assolutamente tutto. E allora per lo Spilimbergo si tratta di un minuto di sospensione chiesto da Musiello, forse per dire ragazzi abbiamo fatto degli errori, bisogna lavorare su questo, insomma sul gioco di squadra. Poi segnato pochino, 59 punti in casa. Mancano 37 secondi al termine dunque della partita. Chivilò ovviamente ha amareggiato come sono amareggiati anche gli altri sostenitori della squadra di Spilimbergo, mentre era vicino a noi Rudy Romanin del Michelaccio, lo interroghiamo adesso per dire che insomma il Michelaccio dopo un inizio pessimo di partita ha capito come giocare. Sì, sicuramente l'abbiamo messo sul piano dei lunghi e abbiamo vinto la partita proprio giocando con calma e con determinazione. Direi che il risultato sta tutto e speriamo anche di far rientrare al più presto anche Ellero per avere così la squadra completa. Nella speranza che il Bellino non abbia fatto nulla di grave, ma insomma. È meglio a settembre che più avanti. Esatto, sono d'accordo. Complimenti comunque al Michelaccio perché squadra a questo punto forse da battere. No, c'è il Breg che sicuramente è superiore e ci sono tante altre squadre che sicuramente potranno dare del filo da torcere. Sicuramente noi giochiamo per andare ai playoff e per giocare fino in fondo. Speriamo di arrivarci. Attenzione, forse c'è un fallo tecnico perché non è rientrata la squadra dello Spilimbergo. In effetti c'è un fallo tecnico. Vabbè, no? Però vabbè, c'è il gioco, forse l'avrà voluto Musiello apposta. Dare una scossa all'ambiente, tutto lì. Comunque è una bella vittoria e siamo molto contenti di questo. Spilimbergo rivedibile. Senza Manzon però. Senza Manzon e con Gaspardo probabilmente non in perfette condizioni, sicuramente non poteva fare molto di più. Grazie a Rudy Romanin, Michelaccio, San Daniele. Allora una strigliata già in panchina da parte del tecnico. Sì, ci sta, non abbiamo sicuramente giocato la nostra migliore pallacanestro, i margini di miglioramento sono notevoli sia nella prestazione che nell'atteggiamento. Noi non dobbiamo vincere il campionato come sicuramente vuole fare San Daniele. Dobbiamo giocare meglio in casa perché il pubblico se lo merita. Quello in casa dico no, ma in casa sai, segnare 60 punti, giocare meglio è almeno tra virgolette dovrebbe essere questo l'obbligo. Allora siamo andati a vedere il canestro di Bagnarola, adesso c'è un fallo di De Simon, mancano 18 secondi e 9 ancora da giocare, 61 i punti segnati dal Vis Spilimbergo, 75 di Michelaccio San Daniele. Diciamo che se dovessimo dare dei voti, insomma, sì, è difficile trovare chi ha giocato del Spilimbergo sopra tutti. No, sicuramente nessuno, qualcuno un po' meglio, qualcuno un po' peggio, ma a tratti così a vampate. Sì, esatto. Figlio anche delle brutte percentuali al tiro. Allora, brutte percentuali al tiro, un pomeriggio non beneficiato dunque dalla positività del risultato. Ora la partita finisce con il Spilimbergo in possesso di palla quando mancano 2 secondi. Ringraziamo
Chivilò per il supporto tecnico che sempre ci dà quando siamo qui dagli amici del Mosaico. Tiro da 3 punti di Gaspardo, termina tutto questa partita. Vince dunque il Michelaccio San Daniele per 76, questi sono i suoi punti contro i 61 della Vis Pilimbergo. Grazie a tutti della cortese attenzione e alle prossime partite della Serie C Silver.